Ciao a tutti, in que 4 di ottobre di San Francesco d'Assisi, quindi auguri ai Francesco e anche alle Francesca, sebbene ci siano altri San Francesco nel calendario, anche delle Santa Francesca, però sicuramente questo è il Francesco più noto, più conosciuto nel mondo, non solo in Italia, e sappiamo che è patrono d'Italia, è il protettore dell'Italia, lui insieme alla Santa Caterina de Siena, due santi dell'Italia centrale, dei secoli medievali, lui un po' prima, lei un po' dopo, ma due grandi persone, un uomo e una donna che hanno segnato il loro tempo e anche quello successivo. Dunque auguri ai Francesco, anche ai Franco ovviamente, e a quelli che hanno magari il nome composto con questo nome. Auguri all'Italia, auguri alla nostra Italia che da cerca di riprendersi un po' dell'indanza, un po' di italiana anche a votare, di chi. C'è un dato che purtroppo non è confortante, cioè il calo dei votanti. Ovviamente non sto a fare considerazioni su chi ha preso voti o meno, non mi interessa qua, volevo solo appunto notare che se un popolo che ha la democrazia e ha il diritto del voto e anche il dovere, però fondamentalmente è un diritto che uno dovrebbe esercitare, se non lo esercita, bisognerebbe anche farsi delle domande e chiedersi il perché, ci saranno dei motivi, e quindi questo è un motivo di riflessione per tutti. Comunque sia, con questo appunto vi auguri un buon 4 ottobre e poi anche di che venire a tutti, ricordando che quando si rompisce in se andavamo a scuola a 4 ottobre si Roma K, perché appunto era il patrono d'Italia, quindi se cominciava il 1 ottobre i remigeni e il 4 si raggiungevamo festa. Sono cambiati i tempi, non si può dire era meglio prima e meglio adesso, diciamo che è bello però ricordare questo grande santo e tutti quelli che portano il suo nome. Ciao a tutti!